Buonasera da Sicilia 24, questi i principali argomenti. Quasi 2 milioni di euro di risarcimento ai familiari di una donna di 46 anni morta all'ospedale di Agrigento nel 2020, condannata all'ASP provinciale per il tribunale. Il decesso poteva essere evitato. Allarme odori di idrocarburi tra Priolo, Melilli, Augusta e Siracusa. Aumentano le segnalazioni dei cittadini mentre restano i disagi con bruciore agli occhi, tosse e difficoltà respiratorie. Giovedì vertice in prefettura con sindaci e ARPA. Arrestati 3 minorenni a Niscemi nel Nisseno accusati di una violenta irruzione per rapina in casa ai danni di un uomo e del padre ultranovantenne. Assenteismo alla Reset di Palermo, 9 i dipendenti indagati che avrebbero timbrato il cartellino per poi allontanarsi dal servizio e svolgere attività personali, 50 gli episodi documentati. Il deputato regionale Riccardo Gallo afflitto si avvale della facoltà di non rispondere al GIP nell'inchiesta su presunti casi di corruzione. La difesa ha depositato una nota firmata dal politico in cui respinge ogni accusa. La Gran Bretagna si prepara a vietare l'uso dei social ai minori di 16 anni. A Catania molti cittadini approvano la stretta, ma resta aperto il dibattito sul ruolo delle famiglie. Calcio per il Catania, il futuro si decide in questi giorni. La società accelera per definire la guida tecnica e strategie di mercato in vista della nuova stagione. Bentrovati, una sentenza che pesa come un macigno. Il Tribunale di Agrigento ha infatti condannato l'ASP a risarcire con quasi 2 milioni di euro i familiari di una donna di 46 anni che morì nel 2020 all'ospedale San Giovanni di Dio, appunto di Agrigento. Ma sentiamo Davide Sardo. Quasi 2 milioni di euro per una morte che secondo il Tribunale di Agrigento poteva essere evitata. È la somma che l'ASP, l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, dovrà versare ai familiari di una donna di 46 anni deceduta nell'ottobre del 2020 all'ospedale San Giovanni di Dio. La sentenza accoglie le richieste avanzate all'avvocato Giuseppe Zucchetto e individua nella gestione del caso clinico la causa del tragico epilogo. La paziente si era presentata al pronto soccorso con forti dolori addominali. Gli accertamenti indicavano una grave occlusione intestinale, ma secondo quanto ricostruito dai giudici non venne formulata in tempo la corretta diagnosi e non fu eseguito l'intervento chirurgico urgente necessario. Le sue condizioni peggiorano fino allo shock settico che ne provocò il decesso. Determinanti le conclusioni dei consulenti nominati dal Tribunale. Se la donna fosse stata operata tempestivamente avrebbe avuto concrete possibilità di sopravvivere. Per i giudici la morte è conseguenza diretta di errori e ritardi nell'assistenza sanitaria. Da qui la condanna dell'ASP al risarcimento di oltre 1.960.000 euro, oltre alle spese processuali. Ed è ancora irrespirabile l'aria attorno al polo petrolchimico del Siracusano. Tanti casi di tumore. In questi giorni si sono riscontrati disturbi respiratori legati ai forti odori di idrocarburi. Intanto per giovedì è previsto un tavolo in prefettura. Francesco Aloi. I forti odori di idrocarburi hanno ormai preso la residenza tra Priolo, Melilli, Augusta e la zona nord di Siracusa. Le segnalazioni sull'apnose aumentano di ora in ora, ma nulla. Nonostante i controlli, la situazione non cambia. Intanto giovedì dovrebbe esserci un vertice in prefettura, con i sindaci dell'area ed ARPA. Adesso aspettiamo di vedere le notizie che ci portino a rasserenare i cittadini di Priolo che non ce la fanno più a respirare veleno da mattina alla sera. Negli ultimi giorni, soprattutto a Priolo, c'è chi sta avvertendo bruciore agli occhi con tosse e difficoltà respiratorie. La base di questo discorso, di questa risposta esagerata, diciamo così, dell'organismo a questi miasmi è data da quella che si chiama in termine medico la reattività bronchiale. Significa la sensibilità che hanno i nostri bronchi di rispondere cercando di difendersi e di conseguenza di restringersi, di ostruirsi. Nonostante l'aria respirabile sia uguale per tutti, c'è chi non ha nessun sintomo. Certamente è più sensibile un paziente asmatico, un paziente bronchitico cronico, un paziente allergico.
A Marsala, dopo l'incendio alla Sarco, plastica compresa, l'ordinanza del sindaco ai cittadini che dice tenete chiuse porte e finestre di abitazioni e uffici, disattivate gli impianti di climatizzazione. Ma sentiamo il suo appello. È un incendio che ha dato fuoco a, del materiale che è sottoposto in questo momento a indagini, che ha comportato l'assunzione per questo nostro ente di un'ordinanza che prevede in funzione precauzionale alcune misure di salvaguardia nel raggio di 2 chilometri rispetto al luogo in cui è avvenuto l'incendio. Abbiamo provveduto ad spostare 37 cani del canile che è in prossimità rispetto al luogo dell'incendio, grazie alla disponibilità anche dei volontari, delle associazioni e sulla scorta delle indicazioni della direttrice sanitaria. Stiamo valutando momento per momento, attraverso un tavolo anche della prefettura, eventuali mitigazioni rispetto alle proposte precauzionali, alle disposizioni precauzionali che abbiamo già fatte e in relazione con la collaborazione sia dell'ARPA che dell'ASP che dei Vigili del Fuoco, ripeto, sotto il coordinamento della prefettura stessa. A Niscemi, manette una banda di baby criminali, sono accusati di rapina aggravata, lesioni personali, danneggiamento. Gerry Italia. Una notte di paura trasformata in un'indagine serrata, culminata poi in 3 arresti, e quella vissuta da un uomo di Niscemi e dal padre ultranovantenne, vittime di una violenta irruzione nella propria abitazione. I fatti risalgono alla notte del 17 maggio scorso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, 3 giovani si sarebbero introdotti all'interno della casa dopo aver forzato l'accesso. Una volta dentro avrebbero minacciato e aggredito il proprietario per poi impossessarsi di denaro contante, documenti, un telefono cellulare e diversi effetti personali. Un episodio che ha fatto scattare immediatamente le indagini dei carabinieri della stazione di Niscemi, coordinate dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Caltanissetta. Gli accertamenti hanno portato all'identificazione di 3 minorenni, 2 ragazzi di 16 anni e un 14enne. Per loro è scattata una misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni. A carico dei 2 sedicenni inoltre sarebbero emersi ulteriori elementi relativi a un tentato furto aggravato in abitazione. Gli investigatori hanno ricostruito la dinamica attraverso le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, le testimonianze delle persone offese, le individuazioni fotografiche e altri accertamenti di polizia giudiziaria. Un lavoro investigativo che, secondo gli inquirenti, avrebbe consentito di raccogliere gravi e concordanti indizi nei confronti dei 3 giovani destinatari del provvedimento. L'inchiesta adesso prosegue per chiarire ogni dettaglio della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità. A Palermo scoperti i furbetti del cartellino alla Reset, la società partecipata del comune che si occupa di verde pubblico e spazzatura delle strade, il servizio. Timbrava il cartellino, attestava di essere presente in servizio, poi prendeva l'auto destinata proprio al servizio esterno e andava ad occuparsi delle proprie faccende personali. Protagonista un caposquadra della Reset, la partecipata del comune di Palermo, che ha in carico lo spazzamento della città, la cura del verde, le potature ed altre attività di questa natura. In assenza del controllo del caposquadra, che andava a farsi i fatti suoi, gli altri dipendenti non erano da meno. Firmavano la presenza o timbravano il cartellino, poi andavano via, contando sull'assenza di controlli, visto che le attività si svolgono tutte in giro per la città. Sono 9 i dipendenti della Reset finiti nel mirino della Digos di Palermo, che al culmine di un'indagine durata qualche mese oggi ha notificato un'ordinanza di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono tutti accusati di truffa aggravata in concorso e peculato per effetto dell'assenteismo. Le false attestazioni di presenza in servizio funzionavano grazie anche all'accordo con colleghi compiacenti. Nei confronti del caposquadra, che è anche un rappresentante sindacale e aziendale, è scattato anche un avviso di garanzia, mentre si stanno vagliando le posizioni di altri dipendenti. Associazioni, commercianti e imprenditori sono scettici sul piano sicurezza per Palermo. Dopo la visita del ministro Piantedosi vanno bene i poliziotti in più, ma ci vuole maggiore tutela per il territorio, dicono. Sentiamo Marco Gullà.
L'arrivo ieri di Piantedosi credo abbia scontentato un po' tutti, ha scontentato le sigle sindacali e tante altre. Nel day after la visita del ministro Matteo Piantedosi, il paradigma che associa commercianti, associazioni e residenti è quello dell'insoddisfazione. Per fronteggiare il fenomeno della criminalità a Palermo, in arrivo ci sono 90 nuovi poliziotti, altre telecamere e 5 milioni di euro per assunzioni a tempo determinato di agenti locali. Anche quello che ha promesso, che ha detto che farà, ci sembra tutto così, come dire, nebuloso. Il fatto che si mandino 90 uomini delle forze dell'ordine qui, sì certo è un aiuto, non c'è dubbio che sia un aiuto, ma non è questo il punto, è là come si affrontano le cose che cambia veramente. Chi ha fatto l'incendio, chi ha avuto i colpi di Kalashnikov ha registrato tutto con le proprie telecamere. Ecco, probabilmente il ministro Piantedosi dovrebbe spendere un qualcosa in più per quanto riguarda le risorse umane e la prevenzione su Palermo. Ieri il ministro dell'Interno, nella sua intervista a margine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in prefettura, aveva lanciato un appello ai commercianti palermitani: denunciate perché lo Stato è presente. Ma al ministro ha risposto l'imprenditore Tommaso Dragotto, sotto scorta dopo gli attentati incendiari alla sua azienda. Senza sicurezza, dice Dragotto, e senza tutele, per gli imprenditori diventa difficile denunciare. Le denunce aumentano quando c'è la sensazione che il territorio è salvaguardato. La Corte d'Appello di Catania ha confermato la condanna all'ergastolo nei confronti di Antonio Marano, chiamato il killer delle carceri, e di Paolo Censabella, accusati dell'omicidio, il primo come autore materiale e il secondo come mandante del giovane pizzaiolo Dario Chiappone, avvenuto nel 2016. Il ragazzo fu colpito con 18 coltellate alla gola e al torace mentre si trovava appartato in auto con una donna in via Salvemini. A riposto il legale di Marano, l'avvocato Danilo Tipo, valuterà il ricorso per Cassazione. Inchiesta CEFPAS, il deputato regionale Riccardo Gallo afflitto si avvale della facoltà di non rispondere al GIP di Caltanissetta, ma deposita una nota rigettando ogni accusa. Luca Ciliberti. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gallo afflitto, il politico agrigentino che è finito nell'inchiesta sui presunti casi di corruzione al CEFPAS, il centro di alta formazione sanitaria di Caltanissetta. Per lui la procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere. I suoi legali, percependo il pericolo concreto dell'arresto, hanno depositato un'articolata nota scritta a sua firma con la quale ha spiegato i passaggi fondamentali della richiesta del pubblico ministero. Di fatto Gallo ha sostenuto di non aver stretto alcun accordo corruttivo. Tra le intercettazioni e gli atti dell'inchiesta ci sono anche i presunti casting con cui Gallo afflitto e i suoi collaboratori avrebbero selezionato le accompagnatrici che venivano poi retribuite con i contratti al CEFPAS da circa 10.000 euro. Con le giovani ragazze, ha precisato il penalista Lillo Fiorello, difensore di Gallo, non c'era alcun do ut des. Si tratta solo di segnalazioni per dei contratti che erano assolutamente legittimi e che il CEFPAS poteva fare e che rientravano nella discrezionalità del direttore del centro, Roberto Sanfilippo, anche lui indagato. Non ravvisiamo nessuna serialità nelle richieste dell'onorevole Gallo afflitto, ha sottolineato il penalista. Le richieste sono limitate, sono 7 rispetto a centinaia di migliaia di contratti co-co-co che il CEFPAS faceva. Complessivamente gli indagati nell'inchiesta del CEFPAS sono 12, per 8 di questi la procura ha chiesto l'arresto e la detenzione in carcere. La Corte d'Appello di Roma ha confermato la responsabilità del collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo per il reato di calunnia ai danni dell'ex magistrato ed ex senatore Giuseppe Ayala. Pur dichiarando il reato prescritto, i giudici hanno confermato la condanna al risarcimento dei danni e disposto una provvisionale di 20.000 euro a favore di Ayala. Ricordiamo che la vicenda nacque da alcune dichiarazioni rese da Mutolo durante il processo Borsellino Quater, in cui aveva definito Ayala una figura ambigua. E adesso nel catanese, a Tremestieri Etneo, scassinata la sede dell'Associazione Donatori Volontari di Sangue Fidas. Misero il bottino, ci dice tutto Tonino De Mana.
Al peggio non c'è mai fine, visto che ormai si ruba di tutto e dappertutto. Malviventi hanno preso di mira a Tremestieri e Tenneo la sede dell'Associazione Donatori Volontari di Sangue Fidas, che si trova nel centralissimo Corso Sicilia. Dopo aver scassinato la porta d'ingresso, ignoti malfattori si sono introdotti negli uffici rubando 2 computer portatili, un televisore e la somma di 50 euro, piccolo fondo cassa per le spese correnti. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Al vaglio ci sarebbero alcuni filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona. Un gesto ignobile verso un'associazione di volontariato che si prodiga al servizio del prossimo nella promozione della cultura della solidarietà e nella raccolta di sangue. Siamo amareggiati per l'accaduto, è il commento di Salvo Caruso, presidente Fidas di Tremestieri e Tenneo. Per la cronaca è il secondo furto dopo quello avvenuto nel novembre 2024. In quell'occasione furono rubati computer e spiccioli del fondo cassa. Adesso una pausa, torniamo tra poco per cercare di capire cosa ne pensano i catanesi sulla possibilità di vietare i social ai minori di 16 anni, cosa che pare avverrà in Gran Bretagna. A tra poco. Siamo tornati in studio. Il premier britannico Starmer ha annunciato il divieto di utilizzo dei social per i minori di 16 anni. La decisione pone la Gran Bretagna all'avanguardia sul tema della protezione dei minori. Cosa ne pensano a Catania? Vietare l'uso dei social ai minori di 16 anni? Sì. Perché? È perché gli altri sono più avanti di noi, già l'hanno fatto gli inglesi. Imminente in Gran Bretagna il divieto di utilizzo dei social per tutti i minori di 16 anni. Londra pronta a seguire l'esempio dell'Australia. Se ne discute anche in Canada e in Francia. L'Italia si adeguerà. I catanesi propendono per il sì. D'accordissimo. Certo. Favorevole. Per me sì. Sì o no? No. Secondo un'indagine Eurispes, i social spesso sono strumenti che amplificano comportamenti devianti, disumanizzando le vittime, normalizzando condotte violente e abusanti. Danno molto la testa, si scoprono trend stupidi, fanno bravate, insomma per un po' di viralità non ha senso. Potrebbero essere utili se saputi utilizzare bene. Li stanno mangiando un cervello questi social, non hanno più spontaneità. Danno comunque un messaggio sbagliato. Un problema quello della perpetua viralità che si pone anche tra i banchi di scuola, seppure i cellulari sono vietati. A scuola noto che i ragazzi sono completamente assenti, assorbiti da questo sistema, però è un discorso un po' più ampio perché forse li dovremmo evitare di più anche noi adulti. Fatta la legge, trovato l'inganno, il divieto si può sicuramente aggirare, mentendo sull'età come già accade. Succede e continuerà a succedere assolutamente. Qui diventa fondamentale il ruolo delle famiglie. Meglio vietarlo e poi sono in primis i genitori che dovrebbero vietarlo. Come impedire l'uso e l'abuso dei social ai minorenni? Io metterei tutto invece a pagamento, anche WhatsApp. Così ci finiscono di ir avanti, mandando messaggi a camurria, tutto a pagamento. Adesso andiamo a Salina. Il premio Troisi ha annoverato tra i suoi protagonisti anche Giancarlo Giannini. Sentiamolo al microfono di Eva Spampinato. Io dovevo andare a lavorare, ho studiato a Napoli, all'Alessandro Volta, insegnante per esempio di fisica, era stato il compagno di banco di Enrico Fermi. Pensa un po'. Voleva lavorare nell'elettronica, ma alla fine con i suoi oltre 150 film in 60 anni di carriera è diventato uno degli attori più rappresentativi del cinema italiano. La sua voce intensa, profonda, ha conquistato anche il pubblico internazionale, doppiando miti come Al Pacino e Jack Nicholson. E oggi però l'elettronica è entrata a gamba tesa nella nostra vita. Non bisogna aver paura dell'intelligenza artificiale, non facciamoci spaventare, anzi trattiamola bene e digli sì carina con me, non mi prendere in giro, se no chiudo il telefonino e non mi parli più. Al Mare Festival di Salina è arrivato per Giancarlo Giannini un nuovo riconoscimento che celebra il suo talento e il contributo dato al cinema e alla cultura italiana. La Sicilia, ancora prima di Troisi, io ho il legame perché qui l'ho esplorata bene 3 mesi, come ho raccontato prima, per farmi il metallurgico, io sapevo poco. Per esempio anche qua sembra di stare in paradiso, vedi? Se i russi attaccano la Lombardia, che ce ne fotte a noi. Prima che ci arrivi la bomba qui, ce ne vuole, no? Suo ricordo legato a Massimo Troisi.
abbiamo avuto questa cena a parlare a Cannes durante una premiazione sua e mia. Lui mi disse: io ti invidio. A me invidi. Perché? Ma perché tu fai tanti personaggi di tutti i colori, parli un sacco di dialetti, ti vesti, cambi, camminate e cose, e io devo sempre fare lo stesso personaggio, diceva lui. Io ho detto: ma io vorrei essere nato come te. D'altronde, l'hai visto i film di Chaplin? Ho detto, lui ha sempre fatto tutti i suoi personaggi allo stesso modo, un bastoncino, un cappello in testa. Quindi tu sei il nostro Chaplin italiano. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi il calcio con il Catania che ancora non ha deciso per il nuovo allenatore. A tra poco. E siamo tornati in studio per il calcio. Sarà una settimana decisiva per il Catania per pianificare la nuova stagione. Il nostro servizio di Tonino De Mana. È la settimana delle decisioni, delle scelte, che poi saranno fondamentali per la nuova stagione del Catania. Le prime tessere del mosaico stanno per essere piazzate con i nomi del DS Varra dal 1 luglio e del tecnico Caserta, anche se su quest'ultimo il prolungarsi dei tempi d'attesa rischia di raffreddare la trattativa. Per Caserta il condizionale d'obbligo si tratterebbe di un ritorno, con il vantaggio di conoscere bene la piazza, avendola vissuta da calciatore. Caserta attende un cenno per liberarsi dall'Empoli, ma nelle ultime ore sono in forte rialzo le quotazioni di De Giorgio, tanto da poter ipotizzare un possibile ballottaggio. E sono giorni importanti per quanto riguarda i riscatti. Il Catania ha deciso di non esercitare il diritto di opzione per Simone Pieraccini, con il difensore che farà rientro al Cesena per fine prestito. Stesso discorso vale per D'Ausilio, che ha un contratto fino al giugno 2028 con l'Avellino e valuterà il suo futuro direttamente con la società Irpina. Diversa la situazione di Forte, che ha l'accordo con il club etneo fino al 2027, rimane in rossazzurro dopo i 9 gol e 3 assist dell'ultima stagione, per un attacco che allo stato attuale ha la voce centravanti vede Forte, Caturana e Leonardi. In entrata non è un mistero. Il club rossazzurro avrebbe messo gli occhi su Parigi, classe 96, autore di una stagione brillante a Latina, dove ha messo a referto ben 17 reti. Su arrivi ed eventuali partenze deciderà comunque il nuovo allenatore. Da qui l'esigenza di stringere i tempi per pianificare il mercato e costruire il nuovo Catania, che dovrà necessariamente dare l'assalto alla Serie B, già scappata di mano nelle ultime 2 deludenti stagioni. E intanto Carlo Osti è stato confermato direttore sportivo del Palermo Calcio. Ad annunciare la prosecuzione del rapporto lavorativo è il club rosanero con una nota. Il dirigente rosanero, il cui contratto era in scadenza il prossimo 30 giugno, resterà legato alla società di Viale del Fante per un'altra stagione. E con questa notizia si chiude Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito e buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.